Ennesimo episodio di aggressione ai danni di un controllore nel treno della linea Bassano-Castelfranco. Il gruppetto era formato da 2 nordafricane ed una rumena, tutti minorenni. L'uomo si è avvicinato ai ragazzini per chiedere loro di esibire il biglietto che ovviamente non avevano. Ne è nata un'accesa discussione, i giovanissimi stranieri hanno iniziato ad inveire e insultare il controllore, fino a quando sono intervenuti anche 2 agenti della Polferin Borghese che si trovavano sul treno. Alla stazione di Castelfranco i ragazzini hanno pensato bene di farsi un varco per fuggire, scagliando la loro amica rumena contro il personale. Tutto è accaduto in un attimo. Mentre i 2 nordafricani scappavano a piedi, la loro amica è stata bloccata ed identificata. Una fuga, quella dei 2 ragazzi, che avrà vita corta, visto che tutti i presenti alla scena hanno riconosciuto i 2 come componenti della baby gang che lo scorso 30 settembre avevano tenuto in scacco lo stesso treno proveniente da Venezia e poi nei giorni successivi in un supermercato della zona sorprese rubare al suo interno. La minorenne è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. La polizia è ora sulle tracce degli altri componenti della baby gang.